L'incendio di via Borrelli all'Arcella dello scorso 8 marzo è doloso. A stabilirlo la perizia del tecnico veneziano Gianpietro Zucchetta, chimico e fire investigator, chiamato da procure e tribunali di mezza Italia a far chiarezza sull'origine e sulle cause degli incendi sospetti. Sul caso il pubblico ministero Roberto D'Angelo ha quindi aperto un'inchiesta per incendio doloso a carico di ignoti. I sospetti ci sono però e si concentrano su un ingegnere che ha affittato una delle stanze dell'appartamento da cui sono divampate le fiamme. All'origine del gesto, le tensioni tra i coinquilini che dividevano l'appartamento. Dalle analisi dell'esperto, infatti, risulta che il rogo sarebbe partito proprio dalla stanza occupata dal professionista di origine straniera. L'uomo è stato ascoltato dagli inquirenti, ha negato ogni addebito e al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati. A causa dell'incendio furono 9 i residenti che ebbero bisogno delle cure dei sanitari, venendo dimessi poco dopo. Per alcuni giorni gli inquilini del palazzo non hanno potuto tornare nelle loro abitazioni.